allora ancora un caldo pomeriggio d'estate qui in Sicilia e ancora un salottino di Gol Sicilia, è uno degli ultimi prima di andare in vacanza, prima di goderci un agosto sotto l'ombrellone, ma siamo qui perché gli argomenti sono caldi, gli ospiti sono importanti e siamo pronti per dare vita a questo salottino Gol Sicilia, l'ennesimo se non sbaglio, l'11°. Ragazzi, abbiamo un partner d'eccezione, andiamoli a presentare uno ad uno. Voglio cominciare con lui, è l'unico allenatore di giornata, ragazzi, simbolo della meritocrazia che avanza in Sicilia, che ritorna soprattutto, e questo ci fa molto piacere. Ha preso la panchina l'anno scorso dell'FC Messina in corsa, si è guadagnato la permanenza sul campo, la stima della società e dell'ambiente, ed è meritatamente ancora una volta, anche per l'anno prossimo, il tecnico dell'FC Messina. Stiamo parlando di Ernesto Gabriele. Ciao mister, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ti vedo emozionato, ti vedo abbronzato soprattutto, perché però stanno finendo le vacanze, mister. Abbronzato un po', sì, hai ragione. Ho preso un po' di sole, sì, è vero. E continuiamo, voglio continuare con lui, è una formazione a cui io sono particolarmente affezionato perché me la porto fin dagli inizi della mia carriera qui a Gol Sicilia. Quest'anno, per la prima volta da quando almeno io faccio questo lavoro, e forse dal 91, che è il mio anno di nascita, non calcava la Serie D, adesso è ritornata ed è vicina di casa dell'FC Messina. Stiamo parlando del direttore sportivo del Sant'Agata, Ettore Meli. Ciao direttore. Ciao grande Vittorio, buon pomeriggio a te, al mister e a tutti. Considerando che io ho 29 anni, era il 91 l'ultima Serie D del Sant'Agata. Sì, era il lontano 91, sì, esattamente. Quando sono nato, quindi questo mi fa piacere il doppio. E continuiamo, voglio presentare lui, un grande lavoro l'anno scorso, negli ultimi anni a Troina. Questa mattina ha presentato il neotecnico Ezio Raciti, lui è l'operatore di mercato del Troina, il DS, Giuseppe Calaciura. Ciao direttore. Salve, buonasera, grazie dell'invito e saluto anche gli altri ospiti. Grazie a te dell'invito, ci fa piacere avere una rappresentanza del Troina, che è un club, come diceva oggi Raciti. Mi sono piaciute particolarmente i suoi commenti, che poi andiamo a commentare, scusate il gioco di parole, di fatto del Troina, che diciamo molto sottovalutato come club, ma ne parleremo tra poco. Presentiamo l'ultimo, Dulcis in Fundo, lui un'esperienza grandissima in questo settore, adesso al momento si ritrova senza squadra, ma presto sono sicuro e mi auguro che lo troveremo ai ranghi di partenza del campionato, lo troveremo nei campi verdi che tanto amiamo. Lui è il direttore Umberto Calaiò. Direttore, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, sempre attento, mi hai corretto, diciamo, dal giorno al pomeriggio, hai ragione, siamo dopo le 14, quindi è buon pomeriggio. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio di nuovo. E allora sono felice qua di ritrovarmi con delle persone come voi a parlare di calcio, che il calcio, quel pallone che rotola, speriamo torni presto. Siamo qui a parlare di calcio giocato, perché parliamo molto di Serie D, visto che siamo tutti protagonisti della Serie D siciliana. La notizia è di poche ore fa, di ieri praticamente, sono le date di ripartenza del calcio della Serie D. Si parla di 20 settembre come primo turno di Coppa e di 27 settembre invece come prima giornata di campionato. Diciamo, il fatto che ci sia una data è già molto importante. Voglio cominciare proprio da questo perché è la notizia più fresca, e voglio cominciare dal direttore Umberto Calaiò. Direttore, ti sembrano, diciamo, idonee come date? Ti sembra, diciamo, che si ripartirà davvero in quei giorni lì? Beh, li aspettavamo, di fatto più o meno era quello che un po' tutti pensavano, cioè il fatto comunque di partire almeno poco meno di un mese dopo l'inizio delle stagioni passate. Io ricordo che col Palermo abbiamo giocato l'1 settembre. Dire se è giusto o non è giusto non mi sento, diciamo, di esprimermi, perché ovviamente credo che tutto dipenda molto da questa linea, diciamo, di contagio che in questo momento in Sicilia è abbastanza stabile, quindi possiamo vivere anche con una certa tranquillità. Bisogna capire se poi da lì, finita l'estate, a settembre dovrebbe ritornare. Io da parte mia, insomma, avevo lanciato l'idea sì di settembre, però quantomeno di aprire un po' gli stadi, almeno a parte dei tifosi, perché una società che deve organizzare deve anche pur vivere, come dire, di abbonamenti, un po' di tifo, che giocare senza pubblico lo stiamo vedendo in questo momento in A, in B, anche in C, onestamente è triste. Quindi auspicavo, diciamo, un inizio di campionato, va bene, lungo, ma mi auguro, insomma, che ci siano ancora i tempi per poter quantomeno
contingentare un ingresso in base alla capienza dello stadio per il pubblico. Perché giustamente, direttore, tu dici meglio un po' dopo, ma a porte aperte. Invece, come ci dice il nostro Giampaolo Montineri, si prospettano, diciamo, le prime 5-7 giornate a porte chiuse. Direttore Meli, questo sarebbe una botta un po' per tutte le società calcistiche siciliane. Immagino che voi vorreste partire in Serie D dopo 29 anni con il Fresina pieno, come l'abbiamo visto in questa stagione. Ma concordo in pieno con quello che ha detto Umberto. È chiaro che è una situazione molto particolare. In queste categorie non ci sono diritti televisivi o altro, quindi mi sembra una cosa molto difficile da poter attuare. Io penso che le società si dovrebbero tutte unire. Dico la mia opinione personale: il campionato potrebbe cominciare anche a dicembre dal mio punto di vista. Dico una data lì, ma è fondamentale tornare a giocare con il pubblico. Non esiste in questi livelli, in queste categorie, il calcio senza tifosi. Il calcio è gioia, è tutto ciò che puoi condividere insieme ai propri paesani, tifosi. Non vedo assolutamente io neanche mi auguro che il signor Montineri, che è sempre ben informato, mi auguro che le società possano per una volta trovare un fronte comune e cercare di far capire a chi comanda che meglio, sarebbe opportuno anche ritardare di un mesetto, dico non so di quanto, ma partire con il pubblico. Questo è un personalissimo pensiero. Mister Gabriele, penso che sia d'accordo anche tu, da uomo di campo, che vorresti avere i tifosi sugli spalti, e ti chiedo anche col 20 settembre, diciamo, come data, quando è che vorresti cominciare la preparazione? No, allora, per quanto riguarda il discorso tifosi è normale, sono un punto fondamentale del gioco del calcio. I tifosi, giocare in uno stadio dove ci sono 22 giocatori in campo, altri 20 tra panchina, non è un bel vedere, sinceramente. Poi il gioco del calcio, secondo me, è nato anche per dare spettacolo, tra virgolette spettacolo, ma ha bisogno di pubblico. Lo stiamo vedendo quando è iniziata la Serie A, la Serie B, è come se eravamo tutti quanti in crisi di astinenza. La prima partita penso l'abbiano viste milioni di persone, perché almeno non aspettavamo altro. Per quanto riguarda invece il discorso di date, 20 settembre Coppa Italia, 27 campionato, ce l'aspettavamo, già c'era nell'aria questa cosa, quindi noi sinceramente iniziamo un po' prima, non un po' prima rispetto al 20, cioè rispetto a quello che dovrebbe essere, perché i ragazzi, sapete benissimo, a settembre sono 6 mesi che non fanno calcio sul campo, quindi hanno bisogno di riprendere la confidenza con la sfera, quindi penso sia un nostro dovere iniziare poco prima. Chiaro. Volevo chiedere al direttore Calaciura intanto anche a lui un commento, diciamo, sulla possibilità di porte chiuse o porte aperte, se preferirebbe, diciamo, partire un po' dopo, ma con il pubblico sugli spalti. Allora, intanto il fatto che siano uscite già le date ci consente di iniziare a programmare, voglio dire, con più attenzione la prossima stagione, perché non si sapeva inizio settembre, metà settembre, fine settembre, primi di ottobre, posticipo, si è parlato un po' di tutto, quindi sono uscite queste date e quindi ci consentirà un pochettino di andare a programmare adesso con più tranquillità quello che è la partenza, diciamo, sia della preparazione sia anche di tutto il resto. E purtroppo lo sappiamo e siamo concordi tutti su questa cosa, cioè una partita di calcio praticamente una domenica senza pubblico sicuramente non è uno spettacolo, perché la cornice che dà poi valore ancora di più a quello che è il ruolo dei calciatori in campo è amplificata e arricchita da quella che è la cornice, diciamo così, del pubblico, venendo a mancare un elemento fondamentale. Io credo che sia anche fondamentale la presenza delle persone per rendere l'ambiente domenicale veramente ricco di emozioni e soprattutto creare spettacolo, ecco, è qualcosa che manca. Ovviamente ci auguriamo che possono essere meno di 5 le partite senza pubblico. Io la mia opinione personale è quella che
le tribune sono un qualcosa che stanno all'aperto, voglio dire, ci sono delle capienze massime, non diciamo di adibirle all'ingresso totale per riempire le tribune, ma voglio dire una presenza contingentata sarebbe stata, secondo me, forse l'occasione più giusta, ecco, più equa per ripartire, voglio dire, con le giuste cautele, invece di partire proprio completamente con la chiusura totale. Ecco. Chiaro, diciamo che siamo tutti concordi, anche i commenti, arrivano i commenti del direttore Strano, dell'addetto stampa del Mazzara Piero Campisi, del fotografo Giuseppe Greco, intanto tutti sono concordi col fatto che si deve partire a porte aperte. Direttore Calaiò, a te volevo chiedere, tu che sei molto attento nelle questioni economiche delle società, volevo chiederti una società dilettantistica in Sicilia. Mi riferisco, diciamo, non a qualcuno in particolare, però mi vengono in mente società come Acireale, come San Cataldo, come Barcellona Pozzo di Gotto, insomma, tante società che fanno del pubblico un'entrata davvero prestigiosa, anche Messina stesso. Diciamo, come fa a programmare una società se non può contare, se non sa di poter contare sull'incasso della domenica e degli abbonamenti? Beh, non è che ci sia... Scusate perché sentivo rumori di fondo, quindi dico, non è che io diciamo ho, come dire, la bacchetta magica per poter riprodurre la mancanza degli incassi e potendola eventualmente, insomma, farla diventare o riprodurre qualcosa che possa sostituire quello. L'unica realtà è che in questa fase di lockdown più volte sono state sollecitate le istituzioni del mondo calcistico proprio per questo motivo, perché sicuramente i club si troveranno ad affrontare una situazione economicamente difficile sotto l'aspetto sia delle sponsorizzazioni, perché è vero che ci sono delle aziende tipo quelle alimentari, farmaceutiche, che magari non hanno sentito la crisi, ma quasi tutto il resto del comparto produttivo probabilmente ridurranno quelle che sono le spese di pubblicità e quindi è una grossa perdita, così come quella del pubblico, così come quella, io dico, anche degli abbonamenti. E quindi tra le proposte che sono state presentate, io ne ho presentate qualcuna, è anche quella di poter, come dire, tanto avere degli aiuti da parte della Lega, insomma, pare che stiano arrivando, insomma, ovviamente come sempre un po' a pioggia. Però ecco, fare una riforma che potesse accontentare questi club a cui verranno a mancare questi introiti, non è che ci sono altre. Allora, per esempio, una di quelle potrebbe essere trasmettere le gare in televisione, quindi magari poter vendere i propri diritti televisivi anche a dei canali privati, anche locali, e quindi magari poter recuperare qualcosa o perlomeno trasmettere attraverso i canali televisivi privati le partite del campionato della propria squadra e quindi vendere i pacchetti ai tifosi che magari, pur non potendo entrare al campo, quantomeno possano vedere la partita via social o via broadcast e qualcosa di questo tipo. È abbastanza semplice da fare, perché ricordiamoci che basta un account di Facebook, una telecamerina per poterla mettere in diretta, cosa che magari la Lega ti vieta, perché chiaramente è vietato trasmettere in diretta le partite di Serie D. Questo potrebbe essere un'opportunità da parte del club per poter poi magari vendere quel pacchetto quasi virtuale dell'abbonamento al tifoso. Questa è una proposta che avevo fatto in termini di lockdown, perché appunto quello che dicevo prima, era immaginabile pensare che se magari si ricominciava senza pubblico, e questo purtroppo è un grosso problema per le società. Chiaro. Intanto volevo annunciare che ci saranno delle novità importanti, che mi sono arrivate delle notizie importanti da Marsala, di cui parleremo tra pochissimo. Però intanto coglievo l'occasione per chiederti, direttore Calaiò, mi chiedono se è vero che hai giocato nella San Cataldese. Hai giocato nella San Cataldese? Eri un portiere, se non sbaglio. Come no? E come no? No, sì, giocavo in porta. È stata una stagione in cui allora avevo compagno Lirio Torregrossa, che l'anno prima era con me alla Nissa e che l'anno dopo mi portò con lui, e quell'anno io e Sergio Sciaulin eravamo i portieri che praticamente ci contendavamo, anche se lui ha giocato molto di più di me. Però fu un'annata molto, molto bella, perché abbiamo vinto il campionato, l'abbiamo vinto non direttamente ma attraverso i playoff.
e la ricordo ancora con affetto. Peraltro in questi giorni mi sono anche unito un po' al cordoglio di tutto l'ambiente. È morto allora il nostro presidente, il presidente Marcianò, proprio nei giorni scorsi è venuto a mancare, e questo insomma ci ha un po', come dire, intristito, però lo ricordo con grande affetto. Una piazza che mi ha dato tantissimo sotto l'aspetto anche della passione, perché lì è un paese che veramente vivono regolarmente di calcio. Io ricordo che durante gli allenamenti c'erano 100 persone a vedere l'allenamento, quindi assolutamente pazzesco. Quindi la ricordo con affetto, e spesso quando capita, insomma, mi sento ancora con qualcuno dei miei ex compagni. Tra l'altro volevo cogliere l'occasione per fare i complimenti a Lidio Torregrossa e al suo staff, Massimo Ferraro, Alessandro Settinelli, il presidente, soprattutto Ivano Lacagnina, perché stanno facendo le cose per come si deve. Mister Gabriele, io ti chiedo, non tutti gli allenatori, non tutte le società hanno la fortuna di avere una solidità come sta dimostrando di avere l'FC Messina. Si lavora con più tranquillità avendo alle spalle una società solida e che ti permette, diciamo, di pensare soltanto alla parte tecnica. Sicuramente, purtroppo lo sappiamo, ci sono tante società, come diceva prima il direttore, che si mantengono non per il 100%, ma per una buona parte degli introiti economici tramite sponsor o altre anche gli abbonamenti stessi. Noi per fortuna sì, abbiamo una solidità abbastanza importante. Il presidente insieme a tutta la società sanno l'impegno economico che ci vuole, i fondi per fare quello che dobbiamo fare ci sono, per fortuna. Però si spera sempre nella riapertura degli stadi, come dicevo prima. Certo, una cosa che ho apprezzato nell'FC Messina è che ti ha confermato questa fiducia, cioè proprio dal 1° marzo, dato del lockdown, fino ad oggi, nel senso che hanno sempre puntato su di te, nonostante comunque ci fosse stata dietro anche qualche malelingua, magari qualche allenatore che si è offerto, magari qualche procuratore che ha offerto, però diciamo la società è stata decisa e ha detto Ernesto Gabriele è e resta il nostro tecnico. Vedo intanto il direttore Calaiò che sorride e poi gli chiederemo perché. Dimmi direttore. La panchina è abbastanza ambita, sono seduto su una bomba. nel senso positivo, nel senso che è abbastanza ambita, no? E quindi è normale che il mondo del calcio lo conosciamo, non siamo nati ieri e oggi camminiamo, quindi si sa, è normale che sia così, ma poi io sono sempre stato di un'opinione, che i risultati con la parola, con la bocca se ne possono fare talmente tanti, non ci sono dubbi. E poi il campo che è giudice di tutto, quindi possiamo proporci, riproporci, fare tutto quello che vogliamo fare, ma alla fine dobbiamo entrare in quel tappeto verde e fare quello che bisogna fare. Direttore Calaiò, volevi dire qualcosa? No, l'ha detto mister Gabriele, che è stato, diciamo, come dire, puntuale. Io ho semplicemente sorriso, perché quando tu dici delle cose io mi batto per la meritocrazia, quindi quando sento poi che si vengono a proporre, che è anche corretto, cioè nella logica del calcio, poter proporre lì dove magari non c'è ancora una decisione chiara sulla riconferma di un allenatore o di un direttore o di qualunque altra figura all'interno. Quindi questo purtroppo è quello che spesso dovremmo, come dire, tante volte piano piano, diciamo, trascurare come comportamento. Però vabbè, è semplicemente demagogia quella. Io penso sempre a un tipo di calcio fatto da un presidente che affida a un direttore, il quale poi chiama e interloquisce con le varie figure. Purtroppo cioè, è un calcio che non c'è più, ecco, e questo ogni tanto, diciamo, mi fa pensare che i tempi sono diversi, che tante volte magari bisogna agire in modo diverso, però poi dentro di me dico, ma non lo so chi è che lo può fare, forse chi è che è abituato a fare questo, e quindi il sorriso era ironico, diciamo, ecco, da questo punto di vista qua. Allora, arrivo al Sant'Agata, arrivo all'Isola Felice, perché in questo momento Sant'Agata è un'isola felice, ha festeggiato, come dicevamo poco fa, dopo 29 anni la Serie D, adesso non vede l'ora di mangiarsi l'erba della Serie D
Direttore Meli, immagino che siano giorni caldi per voi, state programmando questa nuova stagione, state parlando un po' con tutti, procuratori, calciatori, insomma state lavorando duramente, anche perché ti vedo stanco, direttore. No, ma stiamo cercando di imparare il più in fretta possibile. Chiaramente è un campionato completamente diverso, cerchiamo di affrontarlo in maniera diversa rispetto a ciò che abbiamo fatto fino adesso, cercando sempre di mantenere i principi che fino ad ora ci hanno contraddistinto per le serie, cercare di mantenere, di promettere che possiamo, solamente quello che possiamo dare, senza fare il passo più lungo della gamba. È chiaro che, come dicevo prima, è un campionato diverso, fatto dove c'è la regola degli under, che chiaramente condiziona sicuramente le scelte tecniche. Abbiamo deciso di continuare con Mister Ferrara, che ritengo sia la persona più adatta per quello che intende fare il Sant'Agata, cioè un progetto in tutto calciatori che abbiano il desiderio di fare e di fare la Serie D, e soprattutto ragazzi che vedono la Serie D come quello che realmente deve essere, un trampolino di lancio per il calcio che conta. È chiaro quindi che la nostra intenzione è questa, l'intenzione ove possibile è di cercare di continuare a giocare bene, che è il modo di allenare del Mister Ferrara, quindi cercare di arrivare al risultato tramite il gioco. Poi che non sarà facile, sicuramente ci andremo a scontrare con piazze che per storia, per esperienza e per capacità sicuramente ci sono superiori, però ripeto, noi cercheremo di andare per la nostra strada, cercando di fare del meglio possibile, come hai detto tu, cercando di dare soddisfazioni a tutto il paese, che veramente c'è grande entusiasmo, non solo a Sant'Agata, c'è grande entusiasmo in tutti i Nebrodi, con grande ansia questo inizio del campionato. Per questo il mio ragionamento, pensare, vedi, per noi il pensare di fare anche solo la prima di Coppa Italia, che può essere con l'FC Messina, con l'ACR, per noi è una cosa bellissima. Quindi il solo pensiero di non poterla fare in pubblico per dare questa gioia ai nostri tifosi è una cosa che già ci dispiacerebbe parecchio. Io ripeto, mi auguro, pure io leggevo il messaggio di Graziano Strano, io ho la sensazione che l'eccellenza comincia prima, perché è un campionato regionale, quindi il fatto che la Sicilia abbia pochissimi contagiati, il presidente Sumeci la potrà gestire in maniera probabilmente diversa rispetto a quello che potrà essere con la Serie D. Io ripeto, mi auguro che si può entrare con la mattina, la misurazione della temperatura, che prendano tutte le decisioni che vogliano prendere, ma anche solo il fatto di fare 5-7 partite, che poi significa tutto il girone d'andata fino a dicembre, significa condizionare la vita di molte società, questo è chiaro. Chiaro, direttore. Tra l'altro stavo pensando che non so se ci sarà il pubblico per la prima di Coppa Italia, però ti preannuncio, per quel poco che conta, che verrò io a vedere la partita di Coppa Italia tra Sant'Agata e chi sarà. Però te lo dicevo non perché devo venire io, ma perché è importante geograficamente che tra Palermo e Messina ci sia un'altra società di Serie D, perché mancava fino a questo momento. Ma sicuramente è importante. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di andare in D in un momento storico dove ci sono tanti derby, ci sono 10 società siciliane, è una cosa bellissima per noi. Quindi anche a livello geografico, a livello di trasferte, sicuramente non è la stessa cosa di tanti anni fa, quando mi ricordo ci fossero 4-5 siciliane. Quindi tutto questo fa ben sperare, perché il derby, le rivalità sono alla base del calcio. Ripeto, Vittorio, intanto ti aspetto con grandissimo piacere, come aspettiamo
tutte le società, cercando di fare dell'ospitalità, del rispetto reciproco, la base della nostra cultura sportiva. Allora, arriviamo al Troina, che a differenza del Sant'Agata, diciamo, la Serie D ormai la conosce perché ha fatto grandissimi campionati in questi anni. Ti volevo chiedere, direttore, voi appunto la Serie D la conoscete, la novità si chiama Ezio Raciti, che avete presentato stamattina. Sì, è stato un parto lungo e difficile, ovviamente, perché non volevamo assolutamente sbagliare proprio la scelta del tecnico da cui ripartire dopo questi ultimi anni fatti bene da Giuseppe Pagano e da Boncore, e quindi ecco, ci voleva un profilo importante, un profilo che conosce la categoria, un profilo che soprattutto valorizzi per quella che è la nostra piazza e per quella che è la nostra mission, soprattutto i ragazzi e i giovani. Ezio Raciti, da questo punto di vista, sappiamo come lavora con i giovani, sappiamo il suo valore anche carismatico, soprattutto con gli over, quindi io credo che sia la persona che possa o che abbia sintetizzato meglio tutte quelle che sono le nostre, diciamo così, le nostre prerogative. Ecco, questo è l'aspetto più importante, e per cui è ricaduta anche su Ezio Raciti la nostra scelta. Direttore, mi ha colpito particolarmente una frase che ha detto stamattina Ezio Raciti. Lui ha detto: questo club, questa piazza non è valorizzata come merita, perché diciamo negli ultimi anni il Torino ha fatto grandissimi campionati di Serie D. Ecco, qual è l'obiettivo di quest'anno? Intanto saluto anche Giovanni Castronovo, il presidente, o meglio adesso il vicepresidente dell'Agragas, perché diciamo che Sonia Giordano da oggi ufficialmente è il nuovo presidente dell'Agragas. Porta una ventata di ottimismo, una ventata di grandi progetti. Ci auguriamo che l'Agragas torni ai fasti di un tempo. Continuiamo a parlarne dopo di Agragas, perché diciamo daremo alcune novità. Presidente Castronovo, ti devo bruciare un po' di ufficialità adesso, te le brucio io. Però direttore Calasciura, completavi con gli obiettivi del Troina. Allora, gli obiettivi del Troina: è una piazza che non fa troppo rumore, una piazza che lavora, come si dice, con molta tranquillità, è una piazza che ha fatto bene attraverso il lavoro e soprattutto l'umiltà. Ecco, questo è quello che contraddistingue la nostra società, la struttura, voglio dire. Quindi ovviamente lavorando in silenzio, lavorando senza clamori, lavorando anche senza i riflettori che magari possono poi minare un po' la tranquillità di un ambiente, è l'ideale, diciamo così, per poter far bene in tutto silenzio e in tutta tranquillità. Ecco, ripeto, ma l'aspetto più importante è quello che è il lavoro quotidiano, e anche, diciamo così, forse il fatto di essere un po' lontani da quello che sono i grossi centri. Se da un lato, voglio dire, è un handicap, dall'altro sicuramente ha dei vantaggi, e noi abbiamo sfruttato appieno questi vantaggi della nostra collocazione geografica, della nostra strutturazione, voglio dire, anche societaria, e quindi ne abbiamo fatto, voglio dire, da criticità le abbiamo trasformate in opportunità, e quindi abbiamo lavorato in gran serenità e soprattutto ottenendo ottimi risultati. Ovviamente per il Torino anche quest'anno, per il budget che noi abbiamo a disposizione, lavoreremo solo ed esclusivamente per mantenere, così come è stato l'anno scorso, la categoria, e poi quello che viene di più che ben venga, voglio dire, perché è questo il nostro obiettivo: mantenere quanto più lungo possibile questo sogno a Troina di mantenere la Serie D. Allora, ci sta seguendo anche l'avvocato Walter Giuffrida, lo salutiamo. Ti voglio chiedere, visto che il nostro amico Angelo da Licata, a cui è una cosa normale, una volta che si sposta un allenatore che è stato 2 anni con un gruppo, è normale che si porti qualche suo fedelissimo. Diciamo che Sicilia l'ha scritto più volte: i fedelissimi che da Troina dovrebbero passare a Licata, i fedelissimi di Davide Boncone, dovrebbero essere Sabba, Alfredo Sabba, Lautaro Fernandez e anche Camacho Onega. Direttore, Angelo Licata ci chiede un parere su questi giocatori. Pensi che siano pronti per una piazza con più pressione come Licata rispetto a Troina?
Sicuramente l'impatto è diverso, ripeto, uno forse dei nostri punti di forza qua a Troina è proprio non avere pressione da parte del pubblico che viene allo stadio in maniera tranquilla, non mai invento contro i calciatori, anzi applaudendo anche nelle sconfitte, mettendo in risalto sempre l'impegno e il lavoro dei ragazzi. Ovviamente Licata è un ambiente, voglio dire, molto più blasonato, un ambiente che ha degli obiettivi diversi rispetto al Troina, quindi sicuramente è una piazza che è stata ambita sicuramente da parte dei ragazzi che hanno fatto bene qua a Troina, a cui vanno i miei migliori auguri, insomma, per la prossima stagione sportiva. Però è anche vero che nella vita bisogna anche scommettere, fare delle scelte, se uno vuole crescere, insomma, deve anche ambire a delle cose che possono creare o avere maggiore difficoltà. Direttore Calaiò, diciamo che Licata insieme all'FC Messina e alla Cireale come ambizioni di alta classifica è, diciamo, tra le piazze che dovrebbe meglio figurare il prossimo anno, o almeno che parte per meglio figurare l'anno prossimo. Non so se voi mi sentite, ma io non ho il ritorno audio. Direttore, noi ti sentiamo bene in realtà. Faccio un reset della connessione perché non ho il ritorno audio. Fai, allora mandiamo 10 secondi di pubblicità, 10 secondi contati e torniamo. Allora, come promesso erano soltanto 10 secondi, recupereremo presto il direttore Umberto Calaiò. Comunque, continuiamo, diciamo, nel nostro excursus sulla Serie D. Allora, prima di parlare di Marsala, perché prima di parlare di Marsala volevo che tornasse, diciamo, il direttore Calaiò, volevo chiedere al mister Ernesto Gabriele una cosa per quanto riguarda il mercato. Allora, per quanto riguarda il mercato dell'FC Messina, voi siete partiti dalle riconferme e questo a mio avviso è un vantaggio perché, diciamo, avete confermato il gruppo ben assemblato dello scorso anno. Ma cosa manca? Cosa andrete ad aggiungere a questo gruppo? Cioè, per migliorarlo, intanto servono giocatori proprio forti, infatti io so che state cercando gente di Serie C. Ma i ruoli, per esempio, un attaccante, poi? Sì, no, ma stiamo cercando di mettere qualcosa in più in ogni reparto. Già la squadra, io l'ho sempre detto dal primo giorno, era già importante per come era, e infatti lo dimostra il fatto che noi abbiamo quasi confermato tutti i ragazzi. Poi i direttori sanno benissimo quello che cerchiamo, sanno che dobbiamo aggiungere un difensore, dobbiamo aggiungere un centrocampista, dobbiamo aggiungere un paio di attaccanti. Quindi non perché quelli che avevamo l'anno scorso non erano all'altezza assolutamente, ma mi insegnate che il calcio è fatto anche di numeri a livello di giocatori. Io l'anno scorso un paio di partite sono state senza una prima punta, quindi non possiamo rischiare di fare la stessa cosa dell'anno scorso, e in questo anche il fatto stesso che non abbiamo, cioè abbiamo riconfermato un Alberto Alace che con l'infortunio che ha avuto al ginocchio è stato uno dei primi ad essere richiamato, la dice lunga sul progetto della società. Ti dicevo, si facevano i nomi di Ebagua, di So, sono nomi corretti? Ma sì, ma sono nomi che, ma sono tutti nomi che i direttori stanno guardando e riguardando, però non c'è nulla di concreto con nessuno. Abbiamo visto molti giocatori, sia io che loro, noi siamo in diretto contatto ogni santissimo giorno, ci confrontiamo su profili, loro sanno qual è la mia idea calcistica. Poi per fortuna ho 3 persone che sono 3 professionisti, Ferrante, Rizzieri e Cesare Grabischi, sono 3 persone che basta dire che tipo di giocatore avrei intenzione di mettere in campo. Loro guardano 300 giocatori per volta e li valutano. Su questo sono molto ma molto tranquillo che andremo ad allestire, cioè chi entrerà sarà per noi soltanto un valore aggiunto rispetto all'anno precedente.
No, ma è chiaro il tuo discorso, è comunque l'organizzazione societaria dei vostri dirigenti e la competenza non si discute, quindi siamo sicuri che andranno a inserire i tasselli giusti. Allora, se abbiamo recuperato invece il collegamento col direttore Calaiò, volevo chiederti quello che ti stavo chiedendo poco fa, cioè nel senso, se tu vedi Licata, FC Messina, Cireale come le squadre che partono per meglio figurare il prossimo anno, e cosa manca a questo punto all'FC Messina per migliorare il risultato dell'anno scorso? Beh, intanto è presto per dirlo, bisogna anche capire quale delle napoletane aggiungeranno a questo girone, perché se parliamo soltanto delle 10 siciliane, diciamo così, sui nomi, sul mercato, sulle potenzialità del club ci può pure stare, però bisogna anche vedere insomma quali altre società della Campania o anche della stessa Calabria, anche se la Calabria diciamo la equiparo un po' per difficoltà alla Sicilia, quindi quali società insomma interverranno. È certo che sulla base diciamo di tutti siamo bravi a inizio campionato, no? Cioè, nel senso, l'FC Messina ha un presidente che insomma mi sembra che con l'arrivo anche di Rizzieri, con la riconferma di Marco Ferrante, anche con la riconferma di mister Gabriele, insomma fa capire di avere le idee chiare su quelle che sono ovviamente le intenzioni del club, però bisogna anche guardare cosa farà la CR, perché che se ne possa dire, insomma non è che Sciotto sia l'ultimo arrivato, che domani fa un passo tanto per farlo. Se continua e probabilmente insomma almeno quello che arriva è di un Sciotto assolutamente che un giorno vuole abbandonare ma un altro giorno vuole rilanciare, è pure possibile che possa fare una squadra altrettanto importante. Su Licata, che dire, io non lo so, perché Licata sta cambiando praticamente tanto, cioè cambia la guida tecnica, probabilmente cambieranno anche un po' dei interpreti che hanno fatto bene nell'anno che hanno vinto il campionato di eccellenza e anche questa stagione sportiva. La Cireale molto probabilmente, mi sembra, almeno per il mio modo di vedere il calcio e per come li ho visti l'anno scorso, insomma per come a me piace vedere insomma costruire e giocare, credo che probabilmente sarà la squadra, almeno tra le siciliane, credo quella un po' più avanti, perché hanno mantenuto tutto sommato l'ossatura, hanno, mi sembra, le idee chiare su quelli che possono essere gli elementi che possono far alzare un po' il tasso tecnico. Credo che Acireale possa vantare uno dei pubblici più importanti che ci possono essere insomma, nel panorama del Meridione, almeno per queste categorie, e quindi è un valore aggiunto. Peraltro hanno anche un'associazione di tifosi che è all'interno anche del club, che gli ha dato tanta forza e gli ha levato anche tante castagne dal fuoco quando ci sono state le vertenze, punti di organizzazione e tutto. Io credo che poi abbia anche un allenatore che è un valore aggiunto, che negli ultimi anni insomma anche a Troina, lui è proprio di Troina, ha quasi sfiorato veramente per poco, quasi per poco, e se lo meritava secondo me in quella famosa finale a Reggio Calabria con la Vibonese, però voglio dire ha sfiorato quel miracolo, così come insomma io la paragonai quasi al Castel di Sangro degli anni da questo reale, diciamo quella che credo quella un po' più pronta, ecco, sia sotto l'aspetto della squadra che delle idee, anche comunque di una mission. E poi l'FC insomma la vedo dietro, ecco, per dare diciamo un po' una classifica. Non dimentichiamoci che poi il campo come dire, è il giudice di ogni cosa, perché tante volte io vi do subito la linea, ma in 30 secondi parlavamo tante volte di quello che si spende, ma non sempre quello che si spende. Il Troina di Davide Boncore più o meno è arrivato come l'FC Messina l'anno scorso. Io penso che l'FC Messina avesse un budget quasi del doppio di quello del Troina. Non me ne voglia mister Gabriele, non è un attacco per carità al Messina, ma è tante volte per dire che non è che perché spendi tanto e allora è detto che per quanto spendi devi per forza ottenere, perché altrimenti anche la CR probabilmente in questi anni per tutto quello che ha speso, quindi serve, certamente i soldi servono, perché poi per prendere degli ottimi giocatori servono,
però serve prevalentemente la società, serve l'ambiente, quindi la compattezza di tutte le componenti. E servono anche le figure, diciamo, servono le figure dirigenziali al posto giusto. Allora, a proposito di questa cosa del budget, diciamo, dei movimenti, io volevo spezzare una lancia a favore del Sant'Agata, perché, diciamo, mi sono giunte tante voci, tanti tifosi, tanti addetti ai lavori che dicono: ah, ma il Sant'Agata sta mandando via tutti, nel senso il Sant'Agata sta mandando via tutti e ancora non ha fatto niente in entrata. Allora, intanto che non abbia fatto niente in entrata non è vero, perché comunque l'ho scritto e lo ribadisco: Guido Abbajan dovrebbe essere un giocatore del Sant'Agata l'anno prossimo. Adesso vediamo se il direttore Meri ce lo conferma, e comunque, diciamo, è un giocatore di spessore. Dal punto di vista invece del contorno, invece, io so, e l'abbiamo scritto anche, che Sant'Agata si sta muovendo bene, diciamo, i nomi si sono fatti, sono tutti nomi che conoscono la categoria, sono tutti nomi forti, quindi, diciamo, non è che per forza ci deve essere una fretta da parte di una promossa come il Sant'Agata, nel senso, fategli fare il lavoro per come si deve, a gradi, perché comunque i nomi di Brugaletta, i nomi di Candiano, i nomi che abbiamo dato ieri di Dama, del Licata, non sono nomi a caso, non sono nomi sprecati in Serie D, nel senso sono nomi importanti. Direttore Meli, mi volevi correggere, diciamo, mi vuoi smentire qualche nome? No, non ti voglio smentire, Vittorio, ti voglio dire che ci sono tanti nomi, tra cui sicuramente anche quelli che tu hai nominato. È chiaro, come ti dicevo prima, che anche il fatto che il campionato cominci con un mese di ritardo, tra il fatto di essere in una categoria superiore, chiaramente ci ha imposto un po' di tranquillità, un po' di serenità, un po' di calma, avendo la consapevolezza dei propri mezzi e di poter tranquillamente costruire una squadra che possa ben figurare come linea di principio in generale, con le parole che ha detto il direttore Calaciura. È chiaro che le nostre linee guida sono quelle, che siano le linee guida della maggior parte delle squadre che hanno, noi siamo un paese magari più grande di Troina, però orientalmente è quello. È chiaro che però l'ambizione è dentro l'uomo, è dentro la persona, lo sport è ambizione, lo sport si cerca di vincere ogni partita, come è normale che sia quando c'è una partita di calcio, e poi a fine anno tireremo le somme. Per quanto riguarda il discorso dei ragazzi dello scorso anno, è chiaro che le considerazioni da fare sono due. Una è che per fare un matrimonio bisogna essere ovviamente in due. Poi, come ho detto prima, è altrettanto chiaro che le linee, se per 3-4 anni abbiamo cercato di vincere questo campionato e di andare in Serie D, è chiaro che una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo cerchiamo dei profili che chiaramente con il budget che noi avremo a disposizione che si possano sposare con questo. Quindi nel caso in cui non ci sono le condizioni con qualche giocatore, sia tra quelli che se n'è andato, sia da quelli che potrebbero arrivare, non si farà, perché una cosa sono sicuro che non mancano i calciatori, questo è poco ma sicuro, ce ne sono veramente tanti. Quindi, come dicevi tu, noi stiamo cercando i profili giusti da mettere al posto giusto e sono sicuro che non deluderemo le aspettative dei nostri tifosi. No, direttore, Abbajan è chiuso, lo possiamo dire, dai, sbilanciamoci. A Bacian c'è un discorso abbastanza avviato, ancora non è chiuso, però siamo già, diciamo, in una trattativa abbastanza avanzata. Chiaro, direttore, ti chiederò qualche nome dopo. Puoi dirlo, Vittorio, puoi dirlo. Posso dirlo, ecco, se conferma pure Calaio, diciamo che allora ho il nome giusto. Direttore Calaciura. No, ma io confermo, perché conoscendo il buon Ettore, che fa dell'umiltà uno dei suoi beni più preziosi, se dice così vuol dire che sono più che avanzati, insomma, nella trattativa. Anche Dama è un bel nome che ha fatto benissimo a Licata, sembrava infatti dovesse rimanere, poi diciamo per scelte diverse sembra invece più proiettato verso il Sant'Agata. Allora, direttore Calaciura, avete già parlato con mister Raciti di mercato? Certo,
Sicuramente abbiamo già iniziato, voglio dire, il nostro discorso. Ovviamente facciamo, noi magari non siamo come l'FC Messina che ha già riconfermato, e quindi è normale che una società blasonata come l'FC Messina sia già avanti, così come la Cireale, così che hanno confermato già innanzitutto lo staff tecnico nell'anno scorso, e quindi praticamente si trovano più avanti rispetto magari a noi che abbiamo ufficializzato stamattina il nostro tecnico. Però ovviamente in questi giorni abbiamo lavorato, stiamo lavorando. Ovviamente noi sappiamo che è l'unico ragazzo che fino ad oggi abbiamo ufficializzato come nuovo, è un ragazzo del 2003, e questo è anche una nostra scelta, diciamo così, societaria, proprio per far capire che praticamente punteremo, come abbiamo sempre fatto, sui giovani, e puntando soprattutto nel portare i giovani non in prestito come l'anno scorso da altre società, ma cercare di ricostruire, perché io credo con Mongore si sia chiuso praticamente un ciclo, e adesso con Ezio Reciti dobbiamo riprogrammare un pochettino il nostro futuro, e quindi vogliamo avere basi più solide, soprattutto anche come parco di giocatori più giovani, per non ci trovare ogni anno praticamente a partire sempre da zero e con molte difficoltà. E quindi io credo che con il mister Reciti abbiamo già un'ottima sintonia, stiamo lavorando sui profili, sulla base anche di quello che sarà la sua idea di gioco. Io credo che ci siamo trovati già abbastanza avanti, diciamo, sulle idee, quindi abbiamo individuato anche quelle che possono essere i profili giusti per poter allestire una compagine che ci possa dare le giuste soddisfazioni che abbiamo avuto fino ad oggi. Direttore, Savasta mi piace. Bellissimo, complimenti, grazie. È uno di quei profili che in questo momento, intanto lo salutiamo, visto che ti stava in diretta e ti saluta. Comunque potrebbe essere un ottimo giocatore, veramente. È un ottimo giocatore, potrebbe essere un valore aggiunto per noi, perché no? Direttore, ti sorprenderò, ma ho altri due nomi che state seguendo, o almeno penso che stiate seguendo. Si tratta di Longo, difensore del Biancavilla. Sì, è un giocatore importante, per carità, e quindi sì, sicuramente ci sono stati dei contatti anche con lui, e quindi è una trattativa che stiamo portando avanti. E si tratta di Palermo, centrocampista under del Ragusa. Simone Palermo. Esatto. Simone Palermo è un altro ragazzo che piace tanto, e che anche lui, diciamo così, è nel circuito, diciamo così, delle nostre interlocuzioni di questi giorni. Diciamo che abbiamo messo un po' in difficoltà con qualche nome il direttore Calasciura, non volevamo. Allora, mister Gabriele, a te voglio chiedere... Come? No, vabbè, chiaro, dico, abbiamo svelato qualche nome che ancora non avevamo tirato fuori dal cilindro. Sì, ma ripeto, ne potrei fare ancora tanti, e sicuramente ti dirò che stiamo parlando, così come si diceva prima. Non abbiamo ancora chiuso con nessuno, quindi assolutamente c'è massima tranquillità, massima trasparenza, quindi voi dovete fare, ripeto, il vostro lavoro, ed è giusto che andate alla ricerca della notizia. Io non te la posso smentire, perché non sarebbe onesto da parte mia. Ovviamente ci sono delle discussioni in atto che cercheremo di portare avanti nei prossimi giorni. Ma a proposito di riconferme, diciamo che nomi come quello di Toscano, per esempio, quello di Cinquemani, potrebbero essere ottimi profili, anche Bamba, diciamo, ottimi profili per una possibile permanenza a Troina. Allora, per quanto riguarda le riconferme, innanzitutto hai parlato di Toscano del 2001, hai parlato degli under come Zerillo. Sono dei ragazzi che ci hanno chiesto innanzitutto di essere liberati con lo svincolo, con il 108, gliel'abbiamo dato come società, perché chi rimane a Troina e chi deve stare a Troina deve avere, voglio dire, ecco, il sorriso sulle labbra di poter restare con gioia, perché deve fare bene. Quindi hanno fatto la scelta intanto di farsi liberare, quindi erano ragazzi nostri, li avevamo acquisiti come
come proprietà, noi in maniera molto serena e tranquilla, perché anche questo è il nostro modo di lavorare. Abbiamo lasciato libere i ragazzi, se hanno, ripeto, voglia e volontà di restare per poter far bene a Troina, noi siamo aperti. Il primo passo l'hanno fatto loro, quindi chi non vuole restare a Troina, ecco, noi non sicuramente gli barriamo la strada, perché ripeto, il gruppo, la forza, o meglio il gruppo è una delle nostre forze, e quindi se non c'è gruppo, se non c'è condivisione di un progetto, di una mission, non ha senso trattenere dei ragazzi a Troina. Certo, comunque direttore, le tue parole mi danno conforto, nel senso dovrebbero dare conforto a tutti i tifosi del Troina, perché sembra, cioè, date l'idea di avere le idee chiare, cioè di avere un programma ben delineato, e cioè non vi farete cogliere impreparati da niente. Questo è una cosa molto importante. Mister Gabriele, ti stavo chiedendo invece, ovviamente ancora è presto per capire l'inquadratura del campionato, delle squadre comunque che verranno messe nel girone, si parla comunque di Savoia se non dovesse essere ripescato, si parla anche di una possibilità Taranto nel girone I, diciamo che ancora... Non ti sento bene però, non ti sento bene. Mi puoi riformulare? Non ho capito bene la domanda. Dicevo, mister, ancora è presto per parlare, diciamo, dei delineamenti del campionato del prossimo anno, delle squadre che ci saranno all'interno o meno. Però, dicevo, ci sono Acireale, ci sono Licata, si parla di Taranto che potrebbe essere messo nel girone I, si parla di Savoia nel momento in cui non dovesse essere ripescato. Diciamo che comunque l'FC Messina, al di là di chi ci sarà nel girone, non può comunque temere nessuno, nel senso poi partite spediti come un treno per vincere, perché comunque non l'ha mai nascosto la società. Magari, te lo dico con franchezza. Come diceva prima il direttore, ad agosto tutti sono vincitori di campionato, su questo non ci sono dubbi. Il problema è che poi bisogna arrivare a maggio e in campo vanno squadre, come abbiamo detto, Acireale, Licata, il Troina stesso, che l'anno scorso siamo arrivati a pari punti, essendo anche una squadra che non ha un budget esagerato, quando si gioca mette in campo quello che deve essere messo. Poi Savoia lo sappiamo, quindi non è tutto scontato, ma noi lo sappiamo, noi conosciamo benissimo quali sono le squadre e sappiamo che non è scontato. Partiamo spediti, magari vorremmo partire spediti se non abbiamo nessuno da affrontare, però ci sono le squadre da affrontare, sappiamo la forza che hanno, conosciamo la nostra, però dobbiamo essere sempre con la massima umiltà, dobbiamo scendere in campo sempre con la massima umiltà, perché se pecchiamo poco di presunzione, secondo me sbagliamo già dal primo minuto, e non bisogna essere presuntuosi e dire sì, andiamo e distruggiamo il campionato. Penso siano poche le squadre che lo possono fare adesso. Chiaro. Allora, volevo parlare un attimo, aprire la parentesi Marsala. Allora, diciamo che c'è stato molto silenzio in queste settimane attorno al Marsala Calcio. Sappiamo tutti le vicende, diciamo, della retrocessione a tavolino in cui è stata coinvolta la squadra azzurra. Le notizie che mi arrivano adesso è che la società ha cominciato a muoversi per cercare di avere, diciamo, le delibere per trovare gli accordi con i giocatori della passata stagione. Quindi, diciamo, la società sta parlando con i giocatori della scorsa stagione per cercare di fare cosa? Martedì scade il termine per presentare l'istanza di ripescaggio, la domanda di ripescaggio alla Serie D, con annesse le delibere, perché il Marsala ad oggi, secondo quanto ci risulta, se dovesse presentare martedì la documentazione con tutte le delibere firmate dai giocatori dell'anno scorso, quindi se riuscisse a risolvere fino al 29 febbraio, essere in regola, diciamo, con tutto quello che deve ai calciatori, e se presenta la domanda di ripescaggio, ha ottime, per non dire di più, possibilità di essere in Serie D. Questa è la notizia, nel senso che se in questi 2 giorni, comunque i tempi sono ristretti, perché oggi è sabato, questa documentazione dovrebbe essere presentata martedì, diciamo che la dirigenza del Marsala sta cercando di fare il lavoro, cioè sta cercando di fare questo lavoro che serve per essere martedì pronta per presentare questa domanda di ripescaggio, questa riammissione in Serie D, con le relative delibere dei calciatori. Direttore Umberto Calaio, visto che tu sei un ex, volevo chiederti, diciamo, un parere per quel che riguarda la situazione del Marsala ad oggi, tolta che la notizia comunque l'ho data io, questa notizia l'ho data io.
A me risulta che un tentativo lo stia facendo Licausi, perché è lui che in questo momento è rimasto, diciamo, a capo della società, anche perché poi alla fine erano in due, erano Cottone e Licausi, quindi Cottone in questo momento non c'è e quindi è solo Licausi. Ritengo assolutamente un miracolo sportivo qualora dovesse capitare di poter produrre tutta questa documentazione, che ovviamente parliamo di documentazione, ma lì servono i soldi, perché sostanzialmente per poter presentare la documentazione evidentemente bisogna anche saltare le spettanze ai giocatori che avevano prima l'anno scorso fatto vertenza, e anche i calciatori quest'anno che nonostante tutto non l'avessero ancora fatto, comunque insomma avanzano delle mensilità. Quindi quando si parla di documentazione si parla insomma di avere la liquidità necessaria per potersele fare firmare. È vero che martedì scade questo termine perentorio, poi ci sono altri 7 giorni nel caso in cui qualche carta, qualche documento venisse ovviamente meno, e quindi ci sarebbero opportunità, però veramente si parlerebbe di un miracolo. C'è una seconda possibilità che a quanto pare sentivo lì nei giorni scorsi, la possibilità del ricorso al TAR, che ovviamente mi sembra quasi diciamo velleitaria, però è come dire un atto quasi dovuto, diciamo, nella difesa ovviamente della proprietà, dell'investimento fatto, ma soprattutto anche dei tifosi stessi, insomma, si sono visti scippate, si è vista scippata praticamente una categoria, nonostante diciamo non fossero in piena corsa per la salvezza. Vittorio, io non posso che augurarmi che gli sforzi che sta facendo Licausi in questo momento possano avere, come dire, un buon fine, perché, ripeto, sono stato benissimo e da questo punto di vista qua non posso che augurarmi, insomma, per la città, per l'ambiente, per il calcio in generale, anche siciliano, perché Marsala è praticamente possiamo dire che è anche la quinta città della Sicilia, insomma, un territorio con 100.000 abitanti, insomma, è veramente una città produttiva, importante, e che si potrebbe fare, ecco, però per una serie di motivi purtroppo non riesce mai ad essere continuativa nel tuo progetto, per cui me lo auguro per loro. No, ma ce lo auguriamo tutti, perché comunque un centro come Marsala sarebbe importante che diciamo avesse una squadra, perché comunque Marsala ha una storia. Perché noi sì, siamo anche per i piccoli centri, nel senso ci fanno piacere che il calcio siciliano sia fiorente in tutti i settori, cioè dai piccoli centri, mi riferisco a Dattilo, mi riferisco a Troina, mi riferisco poi a Sant'Agata, dai piccoli centri ai grandi centri, cioè è bello che il calcio siciliano sia fiorente. Marina di Ragusa, queste sono realtà che noi attenzioniamo tanto, perché sono società solide, anche il Marina di Ragusa per cui stiamo parlando sono società solide che fanno bene, quindi diciamo che il calcio è bello a tutti i livelli, dalle società piccole, dai centri piccoli ai centri grossi che hanno una storia, cioè sarebbe bello per esempio anche un Marsala Dattilo, cioè due storie diverse, ma arrivare a un derby Marsala Dattilo a me sinceramente per il bene della Sicilia l'anno prossimo piacerebbe tanto. Vedo che sorridi ancora, direttore. No, ma non sorrido perché era una di quelle cose che durante questa stagione pensavamo, cioè il fatto del nostro ex mister Chianetta che è andato a Dattilo, si era lasciato male col club, e quindi da questo punto di vista qua sai che c'è sempre di rivalità, ma non è tanto per i paesi, perché non è paragonabile ovviamente, quanto proprio per il fatto che ci fosse stato l'ex allenatore del Marsala a Dattilo, e quindi diciamo era come dire un qualche cosa che se ne parlava. Beh, il prossimo anno è solo per quello. Facciamo l'ultimo giro di domande. A Mister Gabriele chiedo, ti devo mettere in difficoltà con l'ultima domanda, ti piacerebbe un derby l'anno prossimo con la CR Messina? Se il derby servisse a qualcosa, ma non sono dell'opinione che due squadre a Messina facciano il bene della città di Messina. Però dicendo io questo ti direi sono di parte, no? Giustamente dico facciamo sparire il CR, ma non sarebbe neanche giusto. Io ti dico che se c'è ben venga,
le tifoserie saranno divise, però Messina secondo me, ma come pochissime città in Italia, si possono permettere due squadre. Messina secondo me è un peccato mettere due squadre lì, una dispersione di risorse economiche e umane anche, che secondo me non fa bene al calcio di Messina, solo questo. No, ma è chiaro. Riguardo il calcio giocato, il derby è sempre un derby, quello non ci sono dubbi. No, ma è chiaro il tuo discorso, diciamo, tanti addetti ai lavori, io per primo continuiamo a sostenerlo, che le forze unite per una Messina che possa tornare nel calcio che conta è l'auspicio di tutti, cioè noi sinceramente a Messina ci piacerebbe una squadra forte, un'unica squadra, e non ci siano contrapposizioni, non ci siano problemi, perché poi in un'unica città c'è lo stesso impianto, ci sono problemi per la gestione degli impianti, quindi capisco perfettamente quello che dici, ma non l'hai detto tu per primo, l'hanno detto in tanti. Un'unica società forte per una città come Messina sarebbe bello per la tifoseria, per la città e per la Sicilia tutta. Sì, sicuramente. Chiaro. Allora, direttore Meli, cosa ti senti di promettere? Cosa ti senti di promettere tu ai tuoi tifosi per questo grande cammino che vi aspetta in Serie D? Grande impegno, piedi per terra, entusiasmo. Questo lo chiedo, sono sicuro che una promessa che facciamo tutti noi, però a loro di conseguenza voglio chiedere a tutti di far sì con una piccola mano, con un aiuto, perché noi veramente c'è un paese, noi rappresentiamo un paese realmente, Vittorio, da noi tutti danno una mano, tutti, dal primo all'ultimo, ed è bellissimo, è una cosa veramente bella, e quindi mi auguro che i miei concittadini continuino a fare ciò che hanno fatto negli ultimi anni, in termini o non tanto anche a livello economico, proprio in termini di vicinanza e di affetto, perché l'affetto ti dà la forza di poter continuare e di fare sacrifici giornalmente, perché è chiaro che in queste categorie si fa sport solamente per persone. Chiaro. Direttore Calaciura, quest'anno con tutte queste società di Serie D in Sicilia ci sarà da divertirsi con tutte queste siciliane in D, cioè tanti derby, tante partite calde, sarà un bel campionato. Ce l'auguriamo proprio, perché ci sono veramente adesso delle realtà molto importanti che si aggiungono a quelle che già componevano questo girone, quindi credo che sia diventato ancora più accattivante e molto più interessante, ecco, quindi speriamo veramente che sia un campionato che ci possa riservare delle belle soddisfazioni, io credo un po' a tutte le società, perché poi alla fine vince lo sport a livello regionale, a livello siciliano, e quindi portare, diciamo così, questo messaggio anche dopo tutto quello che abbiamo passato in quest'ultimo periodo. Spero che veramente lo sport giocato possa far riprendere in ognuno di noi quella voglia di ritornare a far bene, perché attraverso lo sport veicoliamo anche un messaggio positivo per ripartire e per far ripartire anche i nostri territori e la nostra società. Certo, allora direttore Calaio, a te chiedo intanto i tuoi programmi a breve scadenza, e poi cioè, quando speriamo di rivederti tra i campi, in Campoverde, protagonista, diciamo, come direttore di una società, a portare la tua competenza nel calcio siciliano. Beh, intanto ti ringrazio, il caffè è pagato, Vittorio. Grazie alle belle parole. Beh, intanto c'è da verificare nei prossimi giorni, visto che aspettavamo, per Equipe Sicilia intendo, visto che aspettavamo l'inizio del campionato di Serie D, per capire se con l'AIC c'è la possibilità di iniziare con i disoccupati, tra virgolette. E quindi questo è quello che in questo momento mi sta più a cuore, anche perché, come sai, ogni anno siamo ormai siamo già al 14° anno consecutivo dell'edizione Equipe Sicilia, che ci ha visto protagonisti, e soprattutto oggi più che mai c'è di bisogno che questi ragazzi arrivano in ritiro, quantomeno che abbiano una base di preparazione
tale da poter andare a affrontare poi un ritiro vero e proprio. E quindi questo è l'auspicio, quello mio, che si possa partire. Mi sono già sentito con Coverciano, loro non faranno il ritiro AIC, a Coverciano non partirà quest'anno perché Coverciano è stata utilizzata anche come base per poter accogliere, insomma, un po' di persone in difficoltà, l'hanno messa a disposizione in fase di lockdown. E mi ero sentito anche con Antonio Trovato, che è il delegato AIC per tutta la Serie D, soprattutto nel nostro girone, il centro-sud, e lui organizza Equip Campania e si stava appunto pensando in simbiosi, che si aspettava l'inizio dei campionati per poter poi avere il tempo di preparazione. Quindi questo è alla base di tutto. Per quanto riguarda la mia attività, io non attendo, nel senso che ho quasi 50 anni, di cui 35 passati praticamente sui campi. Dopo 14 anni di attività da agente, 3 anni fa, praticamente quasi 3 anni fa, mi sono sospeso dall'albo perché è iniziata una nuova avventura, o era iniziata, l'avevo ripresa, quella del mio primo amore, che era lo scouting. Dopo aver fatto quell'anno con il Parma, poi è capitata l'opportunità Marsale, quindi dopo aver coordinato e aver fatto tante consulenze, mi è sembrato anche del tutto naturale poter costruire squadre sin dall'inizio, e questa è una cosa che mi è piaciuta. Vorrei continuarla a fare, però alle condizioni che mi sono sempre imposto, cioè alle condizioni di avere, come dire, anche la possibilità di una società che crede in te, con cui insomma lavorare con grande passione, grande impegno, valorizzando anche il territorio, perché io sono uno di quelli che ha sempre portato e scoperto dei talenti e farli, dopo averli visti, insomma, portati ai professionisti. Questa è una cosa che mi piace tantissimo fare, e con il fatto dell'abbinamento ai risultati sportivi, abbinando anche la valorizzazione dei giocatori, cosa che avevamo fatto benissimo a Marsala con tutta l'area tecnica che c'era. Per cui, qualora ci fosse l'opportunità di poter lavorare, io sono assolutamente, altrimenti girerò come sempre i campi. Ho un fratello che oggi, dopo la sua carriera, ha iniziato a fare il responsabile del settore giovanile a Salerno, e che chiaramente mi pressa per andare in giro un po' anche per i campi, per la Sicilia, per andare a vedere giovani. Sapete che la Salernitana è molto vicina anche alla Lazio, quindi diciamo è un discorso legato a doppio filo. E poi, come sempre, mi terrò aggiornato su tutto quello che chiaramente avviene nel nostro calcio, per non farmi trovare impreparato. Chiaro, chiarissimo. Tra l'altro ti svelo una chicca, non mi ricordo che anno era, tantissimo tempo fa, perché ero under, avevo 17 anni, anch'io ho partecipato a un'equipe Sicilia con Mister Arcoleo, con i giovani di Mister Arcoleo al Calcio Sicilia, quindi diciamo ti svelo questo, che sono sicuro che non ti ricordavi, ma te lo svelo, direttore. E allora, siamo arrivati... Guarda, dimmi, non ricordavo, Vittorio, a dirti la verità, anche perché in questi mesi ho fatto tutto un lavoro praticamente di ricerca degli elenchi dei nostri iscritti, che in 14 anni sono circa 1600, e ci sono praticamente tutti i nomi dei calciatori che io vedo domenicalmente tra promozione e eccellenza in interregionale, ma anche Serie C e Serie B, perché sai bene che da noi testimonial, da Antimo Iunco a Roberto Vitiello a Desiderio Garufo, insomma tanti Gianvito Misuraca, Sanseverino, insomma tanti e tanti ragazzi, Paolo Carbonaro, Balistrieri, Tiscione, insomma ce ne sono stati tanti e tanti. Mi auguro che non ce ne siano, nel senso che hanno già trovato squadra, quindi per loro. Però insomma il progetto è andato bene, e quindi in questi anni abbiamo aiutato tantissimi ragazzi e anche molte società che erano in ritardo nella costruzione delle squadre. A proposito di Pietro, a chi lo consigli degli ospiti qua presenti? Pietro Balistreri? Potrebbe tornare utile un po' a tutti. Pietro, sì, assolutamente sì. Pietro è un calciatore che non scopro di certo io, ma prima ancora che calciatore è un uomo squadra, un uomo spogliatoio, è uno che si mette sempre davanti, ci mette la faccia, e poi è un tipo di attaccante che, seppur diciamo nella sua carriera è arrivato poco a cifre importanti per
per i gol, nel senso che magari ha fatto anche campionati ottimi, no? A Campobasso, a Perugia, voglio dire, Monopoli ha fatto 12-14 gol, però per dire è il classico giocatore che ti aiuta nello sviluppo della manovra offensiva, cioè ha un'intelligenza tattica che difficilmente vai a trovare in un attaccante, perché l'attaccante in genere è quello che magari ti butta la palla dentro, ma lui è talmente è talmente bravo anche nel capire che la punta moderna di oggi, cioè uno degli attaccanti moderni di oggi del calcio, pur avendo la sua età, 34 anni, però è uno di quei giocatori, diciamo, che io lo porterei ovunque, perché è un giocatore appunto che ti dà una qualità nello sviluppo della manovra offensiva che pochi attaccanti hanno. Chiaro, chiaro, mi chiedevano di Paternò abbiamo scritto abbondantemente sul sito stamattina, abbiamo dato 4 nomi, al momento non c'è altro, speriamo di darvi presto qualche conferma tra gli over, diciamo che i nomi sono comunque quelli, Ferla, Bontempo, Raimondi, Godino, poi si vedrà, c'è ancora qualcuno tra centrocampo e attacco, però non ce la sentiamo di sbilanciarci al momento. E allora ragazzi, io vi devo salutare, vi ringrazio del vostro tempo, siete stati super partecipi, super positivi, vi saluto ad uno, ringrazio e do l'in bocca al lupo per il prossimo campionato al tecnico dell'FC Messina, mister Ernesto Gabriele, grazie mister, arrivederci. Grazie a te per l'invito, buonasera a tutti, grazie. E ci tenevo a ringraziare anche l'addetto stampa Antonio Caroè per la grande disponibilità che ci ha dato, quindi grazie Antonio e complimenti per il lavoro che fai all'FC Messina. Saluto anche il direttore sportivo Giuseppe Calasciura del Troina, grazie direttore, buon mercato e mi raccomando dacci sempre qualche spunto interessante da poter scrivere. Grazie a voi per l'invito, sicuramente nei prossimi giorni vi terrò ancora di più in considerazione per delle chicche, dai ci arriveremo piano piano, appena concluderemo le nostre discussioni sicuramente vi terremo aggiornati senza dubbio. Grande direttore, io do il buon lavoro al direttore sportivo di Sant'Agata Ettore Meli, mi raccomando anche tu vai e chiudi qualche colpo, so che anche di sabato sera andrai a fare mercato. Ciao Vittorio, grazie mille dell'invito, un grazie di nuovo e un augurio che tutto vada per il meglio e un saluto a tutti gli ospiti. Saluto per chiudere il direttore Umberto Calaiolo, grazie direttore per la tua presenza e per le tue parole spese oggi qui al salottino di Gol Sicilia. È stato un vero piacere, in bocca al lupo a tutti per la stagione, sia alle persone presenti, al mister, a Calasciura e a Meli, a te Vittorio che comunque insomma dai quelle notizie che spesso sono importanti anche per chi fa un lavoro di ricerca, no? Va a carpire determinate cose. E un grosso in bocca al lupo soprattutto ai tifosi che speriamo insomma possono veramente rientrare negli stadi il prima possibile. Allora, grazie a tutti ragazzi, vi vado rimuovendo dal nostro schermo, grazie per la partecipazione, io saluto soprattutto anche tutti quanti ci hanno seguito da casa, grazie, siete stati come sempre, come ogni sabato tantissimi, grazie per il vostro sostegno, grazie per seguirci ogni sabato. Il salottino di Gol Sicilia di oggi finisce qua, vi diamo l'appuntamento a sabato per quello che vi anticipo potrebbe essere l'ultimo appuntamento prima delle ferie, ragazzi, però siateci sabato perché stiamo preparando un'altra puntata scoppiettante. Grazie a tutti, buon weekend.